La situazione finanziaria al comune di Porto Empedocle non è certamente felice, sta attraversando un momento abbastanza critico e il Consiglio Comunale si è dimesso, adesso anche a rischio gli stipendi. Lei con il PD di Porto Empedocle si chiede che fine abbiano fatto i soldi che a titolo compensativo sono stati assegnati al comune di Porto Empedocle dall'Enel per quanto riguarda la realizzazione del rigassificatore. Abbiamo ritenuto opportuno chiedere al commissario straordinario che ci dica come sono state spese le somme erogate dall'Enel, in che periodo sono state spese, le tranche, come sono state spese dettagliatamente. Abbiamo ritenuto opportuno pure mettere a conoscenza il prefetto di questa situazione che c'è a Porto Empedocle. Abbiamo ritenuto pure scrivere al presidente della commissione antimafia Nello Musumeci in modo da poter iniziare un'azione ispettiva su questa situazione disastrata che c'è a Porto Empedocle, e abbiamo per ultimo ritenuto opportuno scrivere pure al presidente della commissione della corruzione pure Cantone. Di Firetto si sono tessute molte lodi, adesso viene scoperchiata questa pentola. Ecco, voi del PD vi aspettavate tutto questo? Abbiamo vigilato abbastanza sull'operato del comune e degli atti amministrativi, però onestamente non immaginavamo di trovare proprio, quando si sono scoperchiate le pentole, di trovare questo disastro, di non poter pagare stipendi, cioè tutta una situazione veramente disastrosa. Secondo voi è colpa di Firetto? Devo dire che questa situazione, il principale responsabile di tutto questo è il sindaco, chi comanda la barca. Secondo lei il PD fa bene ad appoggiare ad Agrigento Firetto? Ma guarda, su questa cosa c'è stata, noi come Circolo di Porto Empedocle abbiamo manifestato in più occasioni che il nostro partito non è stato lucido ad affrontare la campagna elettorale, perché noi ritenevamo ed era giusto e onesto che il nostro partito, considerando che è un partito di governo nazionale e regionale, poteva esprimere una candidatura come partito democratico. Invece hanno scelto di fare le primarie sappiamo tutti come sono andate, e poi così da un colpo di mano il partito ha deciso di appoggiare Firetto. Vabbè, è andata bene, però non so quali potranno essere i risultati di questa nostra presenza all'interno della Giunta Firetto.